Chiunque sa fare il pescatore di Maggio, disse Santiago nel Vecchio e il mare. In primavera tutto è più semplice, ma è l'inverno quello che tempra lo spirito dei pescatori giuliani. In Friuli le nostre montagne sono ricoperte dalla neve, torrenti e fiumi sono chiusi alla pesca, come del resto la stragrande maggioranza delle acque interne. Solo una piccola striscia di terra a ridosso delle coste permette la pesca tutto l'anno, la zona A. Giusto il tempo di raggiungere uno spot qualsiasi della bassa friulana e iniziare a preparare la nostra attrezzatura. Come sempre il nostro approccio è rivolto al minimale: una robusta canna bolognese da 7 metri ad azione parabolica, un guadino davvero indispensabile visto l'approccio light, un galleggiante dai 3 ai 4 grammi per contrastare la corrente medio forte, un finale dello 0,10 con un amo del 18. È la prima volta che pesco in questo spot e non so realmente cosa mi dovrò aspettare, per cui inizio con una tecnica basilare, ma comunque sempre redditizia. Decido di pescare strisciando sul fondo e inizierò con la più classica e banale delle esche, il verme di terra. Come sempre però, bando alle ciance. È ora di cominciare a pescare e vedere quali catture ci riserva questo spot. Sono davvero curioso. Affrontare una nuova zona è come uscire con una ragazza nuova. C'è tutto il fascino della scoperta e dell'ignoto. Tra l'altro ringrazio per questo video gli amici Don Parscu 94 e Emanuele Medici per avermi segnalato degli errori di identificazione dei pesci nella prima versione del video, che ho puntualmente corretto per evitare di darvi notizie sbagliate. Grazie dunque, ma procediamo con la nostra pescata. Qualcuno disse una volta che per ogni pesce esiste una tecnica. Ogni tecnica poi viene riadattata a seconda dell'ambiente che si affronta e viene infine reinventata da ciascun pescatore a sua immagine e somiglianza. Niente di più vero. E noi che siamo solo pescatori della domenica? Beh, lo stesso discorso vale anche per noi e quindi in questa puntata rievocheremo la nostra versione di quella pesca ancestrale, quella dalla quale tutto è partito secoli e secoli or sono. Un uomo, un fiume, una canna, un amo con innescato un verme. E protagonista della nostra avventura di oggi è proprio lui, il comunissimo lombrico, che possiamo trovare dovunque e che rappresenta uno dei cibi più naturali che i pesci possono trovare. La nostra avventura è girata in inverno, quando basta una qualsiasi pioggia per ingrossare il letto dei fiumi, che andranno ad erodere lo strato superficiale delle rive, portandosi dietro un po' di terra e qualche verme. Per questo i pesci lo conoscono molto bene e rappresenta una fonte di cibo naturale. È un'esca valida tutto l'anno, ma dà il meglio di sé quando l'acqua è torbida, proprio come oggi. Il mio primo incontro con questo corso d'acqua è andato meglio del previsto e ho deciso quindi di ritornarci armato fino ai denti e in compagnia del guadinatore ufficiale della Gudo Terror, il buon Enrico. Vai, l'alba di buon auspicio. Siamo arrivati sullo spot. Enrico, questo è lo spot che ci accompagnerà oggi, dove dovremo farci onore. Squadra che vince non si cambia, per cui il copione è lo stesso della scorsa volta. Iniziamo a preparare dunque la nostra attrezzatura. Scegliamo un galleggiante da 3 grammi per iniziare. Oggi la corrente infatti è più lenta della volta precedente e possiamo pescare più leggeri. Armiamo le nostre canne bolognesi da 7 metri, indispensabili. Lavoreremo infatti su un fondale di più di 6 metri. Poi uno 0,16 in bobbina su un mulinello del 2005 e per finire un finale dello 0,10. Enrico, è bellissimo! Cioè, io non ho neanche innescato il verme. Alex fa un lancio. Ho appena lanciato e c'è già qualcosa che mi ha mangiato e sta combattendo in corrente. Bene, bene. No!
Ho parlato troppo presto. Ho lanciato subito per vedere se il fondo era giusto e non ho fatto neanche il tempo di fare mezza passata che mi ha mangiato e l'ho preso. In realtà il problema dell'attrezzatura, più che altro del tipo di esca che stiamo usando, è che stiamo usando un ametto molto piccolo con un verme. Quindi il verme è abbastanza penzoloni oltre l'amo e dobbiamo lasciar mangiare. Dobbiamo fare in modo che il pesce inghiotta bene, altrimenti rischiamo di perderlo. Però è tutto... Vediamo... No, forse questo è il fondo. Eccoci qua! Aspetta, adesso lo tiro su e poi ti lascio pescare in pace. Grazie. Vediamo che cosa mangiare. Vedi di tirarlo su. Sì, vediamo di tirarlo su. Non come il primo. Credo una savetta. Un cavedanello. Oppala là. Oh, dai. Bene, Ciao, Alex. piccolo cavedano. Andiamo. Via. Ciao. Grazie Enrico, adesso tocca a te. Grazie. Cominciamo a pescare. Shhh. Mi raccomando Enrico, ricordati che hai uno 0,10. E io ti ho fatto anche un nodino. Così, per complicarti la vita. Perché sono una brutta persona. È una brutta persona. Siamo in pieno inverno. Le nostre uscite di pesca sono sempre di meno. Le catture sono quello che sono. Però anche durante l'inverno si possono praticare delle pesche così, divertenti. In questo caso siamo in uno spot della Bassa Friulana. Siamo in una sorta di street fishing a bolognese. Nella nostra regione, Friuli Venezia Giulia, ci sono due aree di pesca, la zona A e la zona B. La zona A è disponibile come pesca per tutto l'arco dell'anno, mentre la zona B apre l'ultima domenica di marzo e chiude l'ultima domenica di settembre. Il confine che più o meno traccia il solco fra questi due ambienti è la statale 14. Qui, in questo spot, siamo al di sotto della statale 14. Siamo in piena zona A ed è consentita la pesca tutto l'anno. Quindi vediamo che cosa succede in questa giornata invernale dove per fortuna il sole ci ha graziato e ci accompagna in questa giornata che è veramente veramente interessante come attività di pesca. Allora, questa è un po' più grandicella, per l'amor del cielo, ma come dice il buon Enrico, oggi non contano le dimensioni ma contano i numeri, per cui sta ancora vincendo Enrico. Questo comunque è già una taglia interessante, per questo tipo di spot difficilmente avremo molto più grandi di questi, però ce ne sono tante, quindi insomma, il divertimento è veramente assicurato, Guarda che bellina, è bella da sola! Andiamo! Per pescare questi ciprinidi dovremo pescare a passata e l'esca dovrà rasentare il fondo. Non dovrà essere mai ferma, ma ben presentata e soprattutto in movimento. Se pescheremo fermi o troppo staccati dal fondo, difficilmente questi pesci decideranno di abboccare. Sfrutteremo inoltre la corrente per effettuare delle leggere trattenute seguite da un rapido rilascio. Questo farà in modo di animare l'esca sott'acqua e di rendere ancora più attirante la nostra insidia.
La mangiata vera si confonde spesso con la falsa boccata causata dall'incaglio temporaneo della nostra esca in alghe o ciotoli sul fondale. Vedremo infatti un leggero e lento affondamento del galleggiante. Sarà quindi più utile pescare in trattenuta, magari accompagnando la nostra lenza con la mano, in modo da capire immediatamente se abbiamo una falsa boccata o una boccata vera, e saremo inoltre più pronti per la ferrata, che non dovrà essere troppo energica, perché dopo tutto ricordatevi che peschiamo con finali dello 008 o dello 010. Prende tutto lui, prende solo lui, basta, io non pesco più. Così, Duralex sed lex, insomma. Anche carino. Stiamo pescando a stretto contatto con il fondo e quindi molte volte la mangiata che noi vediamo in realtà è una falsa mangiata, perché è il nostro amo che si sta agganciando sulle alghe sul fondo. Però la savetta mangia esattamente nello stesso modo, quindi vedremo il galleggiante più o meno che farà lo stesso identico movimento. Vattene via con quel ciprinide puzzolente. Dagli un bacino. Ecco. Dicevamo che il movimento dell'amo è esattamente lo stesso Lasciami lavorare in pace! L'esca principale per i ciprinidi è il bigattino, escato su ami molto piccoli, nell'ordine del 18 o del 20, ma qui in Friuli è estremamente vietato. Ad ogni modo, il leitmotiv è ami piccoli e terminali minimi. Diametri più generosi ridurranno notevolmente le abboccate. Noi in realtà, pescando con il verme, abbiamo dovuto salire leggermente di dimensione con gli ami. Un numero 16 a gambo medio che ci permette di escare il verme con maggiore comodità, e finché funziona e le abboccate continuano ad arrivare, non ha senso complicarsi la vita con setup diversi e cercare di farsi un po' l'occhio, ecco. In questo momento credo stia mangiando, vediamo se magari riusciamo a concretizzare il tutto. Non concretizziamo, c'è Enrico che prende tutto il tempo, ma non lo so, oggi è così. La pesca in spot naturali ha sempre il suo fascino, ma anche lo street fishing ha il suo fascino. Si chiama pizza. Ah, che bello. Oh. Devo dire che in sto momento è proprio una visione celestiale, sì, nonostante sì. sia una pizza alla diavola. Appena il tempo di divorare una pizza decisamente apprezzata che ci rimettiamo subito in pesca. Enrico oggi ha la peste e non faccio nemmeno in tempo a tornare in pesca che mi presenta un nuovo pigo. Non contano le dimensioni, conta il numero. Sì, oggi mi stai facendo nero. Vabbè dai, insomma, bravo, andiamo avanti. Una volta per uno. Giusto il tempo di lavarmi le mani ed ecco che Enrico me ne prende un altro sotto il naso. Stai continuando a prendere. Guardami, tu che ridi sotto i baffi, stai continuando a prendere. Non va bene. Il pigo è una specie endemica italiana, diffusa soprattutto nel bacino fluviale del Po. Ha una dieta onnivora, si ciba di alghe, resti vegetali, piccoli invertebrati, uova e larve di insetti acquatici. La sua carne è ricca di lische e non è proprio il massimo, e nonostante sia commestibile, non la consigliamo sicuramente come portata principale per fare bella figura con gli amici o con la gnagna. La pesca bolognese è una delle più praticate in Italia, dove tra l'altro trae le sue origini. Ognuno ha la sua idea riguardo la misura giusta della canna. Una 6 metri è una misura che copre quasi tutte le situazioni di pesca ed ha un peso abbastanza contenuto. La mia preferita è invece la 7 metri, un po' meno maneggevole, un po' più pesante e un po' meno rapida in fase di ferrata, ma molti degli spot che frequento hanno fondali che superano i 6 metri di profondità e quindi la mia scelta è a dir poco obbligata, perché non amo pescare con il galleggiante scorrevole, soprattutto in passata dove diventa davvero scomodo per il mio modo di pescare. E vabbè, insomma, non saranno i pesci più belli, più colorati, più, come dire, sportivi,
Però insomma, per passare una bella domenica così invernale ci sta, Una canna più lunga ci favorirà sicuramente il controllo della lenza a lunga distanza e ci permetterà di pescare più comodamente in trattenuta. Con una canna più corta il tutto si complicherà. La posizione più corretta per pescare a bolognese è con la canna alta. Mano a mano la abbasseremo per seguire il corso d'acqua, poi effettueremo una trattenuta e alla fine rilasceremo un po' di filo e ricominceremo il ciclo. Eccolo. Vieni anche tu? Dai, facciamo la doppia bollinatura. Nasen? Nasen! Io sì. Lo so, però tira a me. Un nasen! Bene, in questo momento abbiamo preso 2 savette, di cui una l'ha presa Enrico ed è la classica savetta, eccola, solito pesciolino, rilasciamo subito. E invece io mi ritrovo, ho preso un nase, ecco, sempre della famiglia delle savette, è una savetta alloctona, arriva dai grandi fiumi europei e la differenza sostanziale è sia nelle dimensioni che nella forma del naso, che è molto più pronunciato, e in più le pinne sono di un arancione acceso. E la sorella più grande non sono come quelle dell'Isonzo, per l'amor del cielo, però devo dire ha dato soddisfazione perché perlomeno si vede varietà. Lo spot di oggi è stato particolarmente generoso e ci ha permesso di fare una pescata alla vecchia maniera, regalandoci un numero impressionante di catture tra savette, cavedani e nasen. Non amo particolarmente lo street fishing perché preferisco ambienti più naturali, ma siamo in inverno e non posso essere troppo schizzinoso. Benvengano quindi gli spot cittadini della Bassa Friulana, se possiamo passare qualche ora in allegria e spensieratezza assieme ai nostri amici, e noi ci rivediamo tra qualche settimana per una nuova puntata targata Gudo Terra.